Si è riunito oggi nel Palazzo della Provincia di Cosenza un consiglio al quale hanno partecipato i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino, i rappresentanti di Lega Ambiente e l'assessore regionale all'ambiente Silvio Greco. Al quarto punto all'ordine del giorno era prevista infatti la discussione sulla cosiddetta nave dei veleni, rinvenuta al largo della costa di Cetraro. Il presidente Mario Oliverio ha promesso che sulla vicenda portata alla luce dal PM Bruno Giordano il sipario non si abbasserà. L'assessore Greco, dal canto suo, ha esternato la sua preoccupazione in merito ad un fatto di grave entità, rimbalzato sulle maggiori testate di informazioni del mondo, ma che il governo italiano sembra ignorare o quantomeno trattare marginalmente. Quello che lascia perplessi in tutta questa storia è che da 20 anni i calabresi continuano ad utilizzare il patrimonio marittimo e costiero per svago ed anche per lavoro, senza che alcuno dei governanti, saliti di volta in volta sulla giostra del potere, abbia fatto nulla per evitare uno scempio simile. La storia dei veleni contribuirà solo ad impoverire ulteriormente una terra disperata, che vive di stenti, mentre la pubblicità negativa ricaduta dalla vicenda non farà altro che rafforzare il dipinto a tinte fosche che i media internazionali fanno della Calabria, terra di 'ndrangheta e ora di veleni.